Euroregione.news. Il Merletto Goriziano riaperto il negozio a Gorizia. Da metà ottobre è nuovamente possibile varcare la soglia di un particolare negozio nel centrale Corso Verdi di Gorizia dedicato al Merletto Goriziano. Già le vetrine anticipano le meraviglie che espone nelle bacheche all'interno un tripudio di collane, bracciali, orecchini, ornamenti d'abito che lasciano stupiti. Non fanno solamente bella mostra di sé, sono oggetti del desiderio pronti ad abbellire corpi ed anime delle persone che ne sanno apprezzare la genesi, ovvero il connubio tra arte ed artigianato che ha ispirato importanti movimenti culturali in Europa come l'inglese Art and Craft e la Wiener Werkstatt di Vienna di fine Ottocento. Una maestria che però nel goriziano parte da molto lontano, quando le suore orsoline approdarono in città provenienti dal Belgio verso la fine del XVII secolo, prime ad insegnare la tecnica del merletto a fuselli. Una storia che mai si è interrotta attraversando il Settecento, l'Ottocento e il Novecento. All'inizio del XX secolo furono aperti a Gorizia corsi specifici per l'insegnamento del merletto attraverso l'Istituto per il promovimento dell'industria, organizzato sul modello dell'omonimo istituto viennese dal quale dipendevano le insegnanti. Nel 1924 fu istituita l'amministrazione dei Regi Corsi Merletti, che nel 1946 passò al Ministero della Pubblica Istruzione, e in 30 anni i corsi si espansero fino ad avere ben 1800 allieve. Nel 1979 i corsi passarono sotto la gestione dell'Istituto regionale della formazione professionale, attivo fino al 2013, quando subentrò la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, che ha operato fino al 2013. A quella data il passaggio all'ente regionale per il patrimonio culturale, l'ERPAC, che ha acquisito anche tutto il patrimonio delle orsoline esposto in parte nei musei provinciali di Borgo Castello. Il merletto goriziano, storia straordinaria di passione, impegno e abilità. Il negozio sarà una vetrina importantissima per questa produzione artistica che è il merletto goriziano, che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, che racchiude in sé una storia straordinaria di passione, di abilità, di impegno su un percorso di studi anche e di arte non semplice. Non tutti sanno che la scuola Merletti, che ha sede a Gorizia, forma delle professionalità straordinarie attraverso un ciclo di studi importante e che consente di conseguire un diploma di maestra merlettaia, all'esito del quale si producono le creazioni artistiche che potete vedere nel negozio. Il negozio riapre oggi sotto la regia regionale dell'ente regionale per il patrimonio culturale. Noi siamo convinti che il negozio rappresenterà un luogo molto importante per testimoniare l'arte del merletto e per avvicinare le persone anche alla scuola. Al di là della conservazione e della fruizione pubblica di opere del passato, la miglior tutela delle tradizioni è sempre l'impegno a mantenere vive le tecniche di produzione, insegnandole alle nuove generazioni e facendone motivo di opportunità economica, oltre che di espressione artistica e culturale. Il merletto non sfugge a questo concetto per un motivo fondante: ci sono allieve e allievi pronti ad intraprendere il percorso didattico per la scuola di merletto gestita da ERPAC. L'interesse ce n'è molto, noi riceviamo molte richieste di iscrizione alla scuola, quindi che arrivano tra l'altro non soltanto dalla nostra regione ma anche da fuori regione. Il merletto goriziano, una tradizione che si proietta nel futuro, tanto più se l'occasione da cogliere è proprio Go 2025. Sì. Questo è un luogo particolarmente affascinante che apre oggi i suoi battenti sul viale della città di Gorizia, perché si coniuga la storia, la tradizione, la scuola di questa arte vera e propria che è il merletto goriziano, e lo proietta nel futuro, perché ciascuno si caratterizza per i gioielli che indossa, e questi sono veri e propri gioielli e sono raffinati, eleganti, sobri, possono veramente caratterizzare il futuro della città di Gorizia e essere un elemento importante in vista della capitale europea della cultura. I tanti turisti che passeggeranno in questo viale avranno qui l'occasione davvero di acquistare e portare a casa quello che è il più bel ricordo di questa meravigliosa città. I veri e propri gioielli da indossare, e sono gioielli straordinariamente affascinanti, di cui appunto possiamo essere orgogliosi con lo stesso orgoglio che aveva Cornelia quando, riferendosi ai figli gracchi, diceva ex sunt ornamenta mea. Questi sono i miei gioielli, ecco, questi sono i nostri gioielli.
merletto da indossare, da esibire, per raccontarsi del proprio gusto e nella personalità. Ci vogliono tanti anni per apprendere la tecnica del merletto goriziano. Tutti questi prodotti sono contrassegnati da un marchio collettivo, il marchio del merletto goriziano, che ne garantisce proprio l'unicità, perché ogni prodotto è ideato dalla maestra sin dallo schizzo, dal tracciato operativo, e quindi non c'è solo la realizzazione del merletto in sé, ma anche del progetto, che è unica. E non ci sono disegnatori quindi che lo fanno per conto nostro, siamo noi che progettiamo. Sono gioielli nella quale noi applichiamo tutti i punti della campionatura del merletto goriziano. In modo particolare usiamo il punto Fiandra Trepaia, che è il punto tradizionale proprio, di cui la scuola detiene il brevetto sia del motivo grafico che della realizzazione. Il punto Fiandra Trepaia, che nasce verso la metà degli anni 30 sotto i regi corsi merletti, quando la scuola era sotto l'impero italiano, è un punto caratterizzato da una fettuccia sottilissima che si ispira visivamente ai merletti a nastrino di fine 1600 veneziani, ed è un punto che, lavorato con dei filati dorati o metallizzati, dà un aspetto di filigrana al gioiello. A proposito di punto Fiandra a Trepaia, qui abbiamo un esempio. Un esempio, questo è il campione che facciamo eseguire alle nostre allieve per imparare il punto Fiandra Trepaia. Come si vede, viene disegnato con una linea, con un'unica linea, lavorato con trepaia, una fettuccia sottilissima, legata le varie volute sono legate fra di loro da delle allacciature che si richiamano alla tecnica del pipiolino antico. Ma c'è stata un'evoluzione nelle tecniche rispetto al merletto che qui a Gorizia già si produceva alla fine del Seicento, no? Perché sembra sia datato a quel periodo l'inizio della lavorazione anche a livello didattico da parte delle orsoline. Sì, il merletto che insegnavano le orsoline era un merletto ben diverso. Le orsoline provenivano da Liegi ed era un merletto a fili continui, come si usava appunto in Belgio, e poi verso il 1700, quando era difficile reperire anche i modelli e i disegni del merletto delle Fiandre, le monache cominciarono a comprare merletti e disegni come esempi per le loro allieve da Venezia, da Chioggia, quindi il merletto cambiò, assunse un aspetto più italiano. Il merletto a fuselli goriziani infatti non è un merletto a fili continui, ma un merletto a pezzi riportati si chiama, cioè il motivo, che può essere un fiore, viene lavorato prima e poi unito tramite l'ausilio dell'uncinetto alle reti di fondo. Merletti come gioielli, originali e affascinanti, al pari di prodotti realizzati con altri materiali, l'oro, l'argento, e il negozio può definirsi una vera e propria gioielleria. Bravo, praticamente una gioielleria nel vero senso della parola, ma per tante ragioni, anche perché innanzitutto ogni opera, ovviamente, non voglio offendere l'intelligenza artificiale, è fatta da donne, da mani di donne e anche uomini merlettai, perciò dal tombolo che vi facevano le nostre sorelle, le nostre madri, nascono delle opere d'arte, nel vero senso della parola, abbinate a loro, perciò altri metalli preziosi, gioielli da indossare, perciò non dimentichiamoci il tessuto è una componente che viene coperta anche d'oro e sono dei veri gioielli fatti, tra l'altro la richiesta è largamente superiore all'offerta ed è davvero un'eccellenza, un gioiello che ci rappresenta anche come identità culturale, ovviamente non solo in Italia ma in tutta Europa.